Amici di Calcio Napoli 24 TV, ben ritrovati. Nuova puntata degli occasionali, anche quest'oggi puntatona come sempre. Ringraziamenti d'obbligo al nostro Emanuele Bernardo in cabina di regia, dal sottoscritto Riccardo Catapano, dal nostro Vincenzo Testa che vado a salutare. Ciao Vincenzo. A tutti, ciao Riccardo, finalmente siamo tornati di nuovo insieme. Che bella, che fortuna che ho, sono un ragazzo Vero. veramente fortunato, ma quest'oggi sono molto fortunato perché con noi abbiamo una voce inconfondibile. Facciamo sentire prima la voce. È vero, non lo inquadrare ancora, Gli occasionali, un programma straordinario, seguitelo su Calcio Napoli 24 TV. Luca Seve! Ciao Luca, come ragazzi, stai? grazie, sto bene, grazie di questo invito, sono veramente felice ed emozionato e prego il pubblico di non alzarsi perché va bene così. Noi non possiamo alzarci perché sennò Emanuele si incavola. No, perché cade. Tra l'altro, perché siamo belli. Si può usare il vernacolo, posso parlare pure napolitano? Quello che vuoi, bene, Luca. grazie. Puoi parlare come ti senti, non come ti esce non ci cuore. sono censure, puoi anche offendere Vincenzo Testa, tanto questo lo Magari facciamo. lui no, ma offenderemo tanti altri. Va benissimo, questo Benissimo così. lo Iniziamo facciamo. benissimo il dissing. Perfetto. Luca Sepe, cantante, musicista, radio, non so per quanti anni l'hai fatta, Ma adesso faccio ancora. continui a farlo. Poi. Imprenditore, non lo so se Manager. manager questo, content creator, Nostro mentore. da qui allora, io non ti chiedo State guaiando. non ti chiedo quello che fa da qui a 10 anni, dove ti vedi, Luca? Ma Cosa, ragazzi, cosa aggiungiamo? Aggiungiamo che sto cercando un terreno dove far sorgere la mia immensa roulotte, potermi trasferire, crescere delle pecorelle, delle caprette, rilassarmi e mandare qualunque cosa, buoni e cattivi, a quel paese in senso bonario per potermi rilassare, perché sto esaurito e non ce la facciamo. Per il resto invece devo dire, dal punto di vista positivo e propositivo, sono felice di continuare a fare il mio lavoro, di esserci, perché oggi ragazzi, attenzione, siamo in un momento già dove è difficile. allora esserci. quando un vecchiaccio come me che insomma vecchiaccio, quest'anno sono 48 vabbè. vabbè. sai da circa 30 io segno la mia carriera, l'inizio della mia carriera da professionista da quasi 30 anni, perché nel 97 quando insomma cominciarono un po' le, perché Quando professionista sono nato praticamente. hai visto? Cioè, io dico che uno diventa professionista quando può campare di questo mestiere, e dal 97 diciamo poco, perché non è che chissà come gambammo, come mamma gambate, però dal 97 è così. Quindi dopo 30 anni a combattere, a reinventarsi, a fare sempre cose nuove, ad adeguarsi alle forme di comunicazione, e voi ne siete un esempio. Cioè penso, quando è per esempio che io mi suonavo 30 anni fa, che io ero ospite in uno studio così bello, che con certi mezzi così pratici riuscivano a fare un prodotto così straordinario, capite? Solo per commuovermi. Grazie in diretta. Grazie. Allora, la riproporremo spesso questa puntata. Questa clip la mettiamo a degli loop. Sì, a loop assolutamente. Arriviamo ogni 3 mesi su TikTok. No, però Perfetto. c'è sempre stato un unico filo conduttore in tutto quello che hai fatto, la musica, no? La musica è la mia vita, anche perché io dico sempre che non ho scelto la musica, è la musica che ha scelto me. È un vero, cioè è un enunciato vero, perché in famiglia non ci sta nessuno, ma mai stunato. Mio padre ma era perché è in pensione, un meccanico di automobili, e mi ha trasferito la semplice passione per i motori. Mio fratello è un ingegnere, se si è trasferito e fa tutt'altro. Non c'è uno zio, un nonno, non c'è un precedente che abbia avuto nello spettacolo o nella musica in famiglia una visibilità, per cui io già da bambino mi piaceva recitare, cantavo, sono stato fortunato perché dicono che io abbia una discreta voce, e questo è stato un dono perché io non ho mai studiato musica. E intanto suono, o meglio diciamo, siamo onesti, metto le mani su 5 strumenti, quindi che sono chitarra, batteria, le tastiere, il basso, l'armonica a bocca che suono abbastanza bene. Bellissimo. E poi sai che la mi metto in mano, salvo eccezioni, riesco a fartelo suonare. Cosa intendi con salvo eccezioni? No, nel senso che diciamo ci sono cose, violino, contrabbasso, le tastiere cieche, come così bisogna chiamarle, quelle faccio difficoltà. Ma tra l'altro tu hai iniziato prestissimo, a 12 anni forse. Beh, in realtà io ho iniziato da quando sono nato, perché ci sono filmati che risalgono a quando io avevo 3 anni, 4 anni, dove già ero l'intrattenitore di casa, in famiglia aspettavano a me, poi eravamo una famiglia numerosa, sai, all'epoca si facevano cuofano i figli, no? Come mo che la gente si mette paura, non ne fa proprio, perché noi stessi vogliamo essere figli e basta. Esatto. E invece all'epoca era diverso, quindi sai, i figli facevano i figli, poi stavano i nonni, i zii, I figli, le figlie
finire. E quindi ti giuro che a Natale c'erano quelle tavolate di 30-35 persone dove io ero l'attrazione, e quindi insomma però ho iniziato presto, perché già da quando ho cominciato a suonare la chitarra, poi nel liceo, quindi dopo averla imparata un poco, avevo le mie prime band adolescenziali, quindi in una suonavo la chitarra, in un'altra facevo batterista, in un'altra cantavo, e quindi insomma ed è stato poi il motivo che mi ha portato a lasciare la scuola. Eravate cover band o pezzi No, vostri? eravamo cover band, però io ho sempre scritto. Il mio, diciamo, la mia ispirazione massima sono sempre state le donne che ho amato, quindi praticamente alle scuole elementari, in prima elementare, quando iniziai a fare il giro di do con la chitarra, scrissi una canzone per Marina, che era una ragazzina a questo punto, ma già ballella assai, per la quale scrissi una canzone, e per tutti i 3 anni delle scuole medie, che al saggio di fine anno cantai questa canzone con la chitarra, e tutti quanti mi incontravano in mezza via nel mio quartiere il Vomero e facevano Marina, yeah, yeah. Era Ed un ebbe fatto. successo poi con Marina quella canzone? Assolutamente no, cioè, anche perché, diciamo, io, come diceva la buonanima della nonna, io sono con un palme in zitacchio, cioè sono bassino, cioè quando tu si dici un palme in zitacchio. Marina già era una guaglione, già aveva fatto lo sviluppo, il Cirino, Portolillo, non che ora sia alto, però all'epoca si nota di più, si vedeva di più, allora vicino a Marina. Però ti posso dire che non rimase indifferente, fu più per un fatto suo di dire in un pozzo sta con te, però in realtà lei ci furono dei baci, uno dei momenti, la mia prima storia. Sì, devo dire, allora vedi, ebbe un certo successo, non completamente, però sì. Dovetti aspettare poi di sposare mia moglie per avere il primo rapporto, però è religioso. È così. E tu poi inizi ad andare nei locali a suonare rock. Sì, allora io sono un appassionato di tutti i generi di musica, a partire da Gigione, che è il mio mentore comico, fino a dare, no scherzo, cioè io sono l'unico caso al mondo, non so se sapete, che ha duettato con Gigione. C'è una canzone, Sofia, che ho scritto io da parodista, dove coinvolsi Gigione, che conoscevo già perché lui sapeva del mio amarlo, che Gigione è un'entità superiore, cioè Gigione, stiamo parlando di un inavvicinabile uomo della musica, che tra le altre cose veramente si ama, e lo amano tutti per 2 motivi: o chi lo ama perché come me ha sempre sorriso delle sue movenze, del suo modo di fare, sai, dici non credo a cosa sto vedendo, ma Gigione, vi garantisco che e parlo con affetto, nella subcultura italiana generale, perché Gigione è nazionale, certo, ha un seguito, e lui ha sfruttato questa cosa grazie anche alle tv locali, che all'epoca, sai, c'erano delle tv che andavano anche, e per questo Gigione attualmente è anche, tra le altre cose, straordinario come icona, ma è amatissimo, ed è anche non so se sapete che lui è proprietario di un viale intero, di 11 ville, ha un negozio che è il più grande del sud Italia, perché è stato anche un grande imprenditore. Questo è il segnale che l'imprenditoria non deve essere necessariamente cultura, assolutamente. Certo. Assolutamente. E quindi da Gigione, dicevo, tornando ai locali, al rock, perché poi, diciamo, amo la musica di qualità, suonavo i Led Zeppelin, i Deep Purple, i Genesis di Peter Gabriel, quindi il rock progressive, i Pink Floyd, difficili da riproporre. Però poi ci sono stati alcuni incontri importanti nella mia vita. Quando avevo 15 anni c'è stato un batterista, che poi non ho più visto, Sandro si chiamava, che mi ha aiutato a arricchire la mia cultura musicale. Quindi ero un atipico quindicenne che ascoltava David Bowie, che ascoltava Peter Gabriel. Da lì, quindi, la mia formazione musicale è stata abbastanza completa e complessa, e poi sono diventato quello che sono diventato. Infatti poi sei finito a Sanremo. No, sono finito e sì, sono finito a Sanremo. Sì, successe tra l'altro che scoperto da Fausto Leali, dicono non sul è web. proprio così. Allora, il Okay. web dà delle imprecisioni. Accadde che io vinsi questo concorso, che hanno tolto da mezzo proprio perché la posta in gioco era troppo alta, per essere onesto. Infatti poi ci sono gli anni a Dopo che seguire. l'hai vinto tu, l'hanno tolto Sì. da mezzo. Sì, ma infatti ancora non mi spiego come faccio il giudizio. Sai che cosa mi piace? Lo ricordo felice perché c'erano 2500 iscritti da tutta Italia, ed io arrivai primo a questa competizione, che era prima regionale. Mi iscrisse una mia ex fidanzata e disse: ma diciamo a Faussare come funzionano queste cose, no? Raccomandazioni. Ed era vero, ti garantisco che nelle tappe regionali il problema, o meglio, mi piace, non dovrei raccontarlo io perché sembra che mi stia satteggiando, però è così, c'era un diverbio così grande tra quello che facevo io e
gli altri che sarebbe stato scandaloso se non mi avessero fatto passare. Allora che cosa fecero quelli del regionale? Noi chi si caga ci hanno dato una mazzettina e faceva, anche perché io non avrei potuto, perché venendo da una famiglia operaia io tenevo un euro. Quindi fondamentalmente pur volendo non potevi pagare nessuno. e riebbo di jet nero perché poi mi piacciono le motociclette e quindi i miei cose non potevo, e quindi vabbè andiamo, scrissi una canzone, la canzone in stile molto Alex Baroni buonanima, sì. col quale poi diventai amico, e andò bene nel 97. Sì. La stessa canzone arrivò alla finale dell'Accademia, che all'epoca vantava di darti i primi 3 posti, arrivavano a Sanremo Giovani, che non era il Festival di Sanremo, ma era un'altra kermesse che si teneva a dicembre, e i 28 partecipanti dopo aver cantato 14 venivano scremati e venivano eliminati, e gli altri 14 andavano a formare i 14 dei giovani di Sanremo. Quindi la trafila Era bella lunga, sì, e tra i 14 storici eliminati di quella edizione del 97 ci furono Max Gazzè, Alex Britti e tantissimi altri, che poi insomma sono state, probabilmente dovevano solo aspettare un po'. Sì, il loro Madonna, momento. questa è una notiziona questa. Sì, e Fausto Leali venne dopo. Una volta che io avevo in tasca il posto a Sanremo, ci furono dei produttori che gestirono il mio business affair, e tra gli investitori di questa operazione ci fu anche Fausto Leali, col quale insomma poi nacque un ottimo rapporto, che Fausto, oltre ad essere un grande cantante, una persona squisita, deliziosa, una brava persona come poche ce ne sono. Che effetto ti fa vedere il Sanremo di oggi ripensando a quella Sono edizione sincero, del 98? Mi diverte, mi piace e mi fa molta nostalgia. È un palco meraviglioso che rappresenta un punto di arrivo. La mia carriera è sempre stata molto strana, a volte sembra, non dico al contrario, perché io nella mia posizione media vivo da 30 anni e ci vivo bene. Ho avuto degli upgrade, ho avuto dei downgrade, ma fondamentalmente ci sono sempre. Quando guardo Sanremo un po' di nostalgia mi viene, perché dovendo pensare poi a coltivare altre cose, avendo costruito una famiglia, subentra anche l'esigenza non più soltanto passionale, perché la mia più grande vittoria è quella di avere una famiglia stabile, meravigliosa, dei figli, una moglie che amo e dei figli con i quali condivido tutto. Attenzione, fateci caso, ve lo dico anche come consiglio, il 92% statistico degli uomini e delle donne di spettacolo o si hanno sposato 2 volte o 3 volte o tengono un figlio con uno, un figlio con una. La mia scelta etica, ma non è stata una scelta, è stato seguire poi quello che è il mio carattere, l'essere vicino a dei valori mi porta ad avere qualcosa di incomparabile, una famiglia. Non sono probabilmente l'uomo più famoso del mondo, ma vivo bene con il mio lavoro e ci sono sempre, quindi secondo me io mi posso ritenere sotto questo punto di vista un artista felice. Ma poi che flex è dire la mia carriera è iniziata da Sanremo? Quante questo persone è- lo possono dire? Quante? Poche, tant'è vero che a volte qualcuno dice: oh, ma tu hai fatto pure Sanremo? O quando in mezzo alla strada, sai cos'è la cosa bella? Ma soprattutto le nuove generazioni adesso, se ti vedono, non pensano Sai cosa hai fatto dicono? Sanremo il 98. Adesso succede, allora, la mia grande fortuna, che si riflette anche un poco poi sul lavoro, perché oggi la vera economia dipende da quello che tu poi proponi dal vivo. Oltre a una serie di situazioni che sicuramente tu sai, ho un'agenzia di comunicazione social ed altro, però il lavoro artistico attualmente dipende dalle esibizioni live. Certo. Quindi che succede? Quando in mezzo alla strada incontro, che ne so, il papà con i figli vogliono farsi la foto con me per via di TikTok, delle parodie di altre. E i padri dicono: ma tu non lo sai papà, chi l'ha fatto Bruno Sanremo? Oppure lo sai, vai in da radio, mo facevi il tuo sangue. Cioè è bello sapere di aver fatto tante cose e questo mi gratifica e mi piace, anche perché ogni giorno io me ne invento di nuove, io non so domani cosa farò. Cosa accadrà? Bellissimo anche questo. bello, sì. Vabbè, anche noi non sapremo domani cosa faremo. Comunque in realtà. effettivamente in radio facevi il tuo sangue, questo lo posso confermare, soprattutto quando ero più piccolo venivo portato a scuola e sentivo E in allora radio. ti svelo un segreto. Io ho iniziato da Sanremo perché avevo la fortuna di avere la voce, ma in realtà nel 96, prima quindi di Sanremo, io ero già su Radio Marte a condurre con Gianluca Manzieri una trasmissione, quindi stiamo parlando praticamente di 28 anni fa. Io ho iniziato dalla radio
E devo dire la verità, una cosa, io ho fatto gavetta perché ho fatto tante cose, però ho da subito sono sempre partito in buone piattaforme. Ero su una signora radio, penso che era un ascoltatore che mandava messaggi, a un certo punto mi chiamarono per intervenire e mi fui assunto. Sì. Poi c'è stato il Sanremo, quindi sono partito da Sanremo. Quindi diciamo, non voglio dire appunto che la mia carriera è stata in discesa, no. Sai, spesso poi esistono gli haters, le cose, ma ma quelli che ci fine che stanno hai sempre. fatto? Ma così Grazie Anna Maron, la voglio fare sempre. Dico semplicemente che cambiano gli equilibri, Sì, cambiano sì, i sì. gusti. Io sono sempre stato molto attento alle mie scelte perché dovevano fare bene a me. Certo. Io non mi sono mai svenduto alle scelte degli altri. Questo mi ha ripagato nel mio essere felice, perché io non disdegno, non rimpiango niente. Dall'altro qualcuno può pensare insomma che se avessi o se potessi, ma io continuo, vado avanti. No regrets. Fino ad arrivare a Calcio Napoli 24 TV, Esatto, cioè, insomma, che sta rimpiangendo. Devo dire la verità, quando è arrivato questo invito, insomma. è anche vero che questo era questo format molto interessante dove non si parla di calcio, non dobbiamo parlare di calcio. Dopo un pochino. Cacchierici. No, quest'anno proprio E niente. che volemmo parlare. Forse ti dovevamo chiamare L'anno scorso era forse meglio. ti dovevamo chiamare l'anno Quindi scorso. non vi autorizzo a mandare In onda nulla. Questo è vero. Però dopo un pochino Può di sfuggire calcio, qualcosa. giusto un ma proprio Tu facevi poco. anche le imitazioni. Sì. Che vuoi sapere? Eh. Che vuoi sapere? Tutto. Beh, ce ne per sono sapere alcuni- come è iniziato, che tu hai iniziato a fare le imitazioni. Allora, la versatilità artistica ti porta a cimentarti praticamente in qualsiasi cosa. E muovere la voce, usarla, anche se ripeto io sono un autodidatta, mi portava certe volte. Io più che imitazioni, io ero un caratterista, lo sono stato, a volte lo sono, riprendevo delle cose. C'è un storico momento, non so se tu lo ricordi, dove io sono un caso, imitavo l'intervistatore che era un giornalista che non cito perché non ne sono felice di farlo, e il sindaco di Napoli contemporaneamente. Quindi fondamentalmente questa cosa io lo facevo in radio, la gente che sentiva da fuori diceva com'è possibile che lui contemporaneamente imita lui Senza tagli come in oggi, perché due oggi puoi personaggi. tagliare. Invece all'epoca sì, bellissimo. tutto, no, ma io ho bisogno della diretta. Cioè se io non ho l'adrenalina del sapere che sono in diretta, molte cose non riesco a farle. Chiaro. È un dato di fatto. E poi niente, le imitazioni canore tra Albano, tra Ramazzotti, tra Ligabue, sai Ligabue che fa parte un po' dei cantanti stitici. Sì. Perché Sì, quelli che i musicisti diciamo la macchina è calda, dove ti portano te da lei. Sono quei cantanti che se non vanno in bagno riescono a cantare. Nel momento in cui evacuano. se la trattiene prima dei concerti, Mentre invece Albano probabilmente va in bagno 15 volte al giorno. Con questa sua voce così potente. Cioè, abbiamo avuto già Ligabue e Albano al podcast. Più di questo che vuoi. Più di questo, tu cosa vai trovando? Ma tra l'altro voglio aggiungere un'altra piccola Vai, notizia. vai, Io adesso questo sapevo della tua carriera. troppi cose. Io già Lui Lui se se le le bene, prepara, non lo va a sa braccio. bene. Infatti, visto Tu hai che avuto anche parla, ecco davanti. un'esperienza con Zucchero. Sì. Allora, ecco, qui si apre un mondo che a volte dimentico, e cioè la mia parentesi internazionale. Dal 98 in poi io ho partecipato a una ventina di festival internazionali. Che cosa accadde? Che il Festival di Sanremo è famoso in tutto il mondo. Molti manager erano, dico perché purtroppo, e qui mi dispiace molto perché tra le mie passioni più grandi c'è quella di viaggiare, di vedere posti nuovi. Tra le mie passioni più grandi c'è questa, che farlo con la musica era una cosa meravigliosa, perché io partecipavo ai festival, nell'80% dei casi li ho vinti, perché partecipavo con partecipanti di tutto il mondo, quindi tu vedevi gente che arrivava dai paesi più assurdi, Uzbekistan, Kazakistan, Con generi Tagikistan, assurdi. cose incredibili, mischiavo queste culture. E in più questi festival, che erano importanti per i loro paesi, Assolutamente. avevano premi economici anche importanti. Il primo festival che ho vinto nel 98, poco dopo Sanremo, in Kazakistan nel 98, mi portai a casa $20.000. Wow. Cai tutto insieme, non l'ero mai visto. Perché poi i contanti te li hanno dati. Assolutamente. Questa valigetta. Sì. Quindi praticamente Bellissimo. mi pagarono così, facevo. Ho vinto in Kazakistan, sono stato 3 volte in Kazakistan, sono stato a Tenerife, sono stato in Uzbekistan, sono stato in Lituania, che poi è diventata la mia seconda patria. Addirittura comprai un bilocale in Lituania, poi adesso l'ho venduto.
entrai in classifica in Lituania, ho scritto anche una canzone per Vilnius, per la capitale, diventai popolare. Diciamo che in Lituania, proprio perché ero diventato un cantante famoso, quando organizzarono la tournée di Zucchero, più famoso di me, se non erro era il 2004, fui invitato a fare da supporter e quindi aprivo tutti i suoi concerti. E che se ne dica, invece vi posso dire che ho conosciuto una persona splendida, un riflessivo, pensate che il camerino di Zucchero era una tenda dietro al palco che lui allestiva, dove meditava prima di fare i concerti. Wow. Sì. E per me è stata un'esperienza straordinaria, comunque dividere il palco con Zucchero Fornaciari Bello. Che poi tra l'altro anche in Italia, oltre a Sanremo, hai fatto Festival Bar, Sì. il Festival di Napoli. Il Festival di Napoli, dove ho vinto il premio della critica. L'anno che conobbi mia moglie le dedicai una canzone. Io non avevo prima di allora mai cantato in napoletano, l'avevo fatto per scelta, credevo che non mi si addicesse. Attualmente invece lo faccio e mi piace molto, le cose cambiano. Certo. Nel 2002 dedicai questa canzone a mia moglie, che aveva parti in napoletano, e vinsi il premio della critica. All'epoca il Festival di Napoli era su Rete 4, fu una bella esperienza. Però una canzone che tutti ricordiamo è in napoletano. Ed è... Qual è? La canzone di Lavezzi. Esattamente. È Allora. l'unica, perché poi hai fatto quella Eddie Reia che era in italiano. Sì, allora, quelle nascevano come parodie divertenti rispetto a quanto accadeva. Vedi, tu hai... questa la devo raccontare. Al di là di Lavezzi e Cavani è in italiano, le canzoni di Lavezzi e di Cavani... Anche allora, Eddie Reia. Sì, a parte sì, dico, però rappresentavano Lavezzi e Cavani un momento di rivalsa del Napoli, Sì. un Napoli che stava risorgendo. Io da tifoso del Napoli ero talmente contento di questa cosa che l'ispirazione ti prende. Certamente. Quindi ho scritto delle parodie, perché sia Lavezzi e Cavani sono due canzoni, sono due parodie, due rivisitazioni, una è di Edoardo De Crescenzo, l'altra era Giusy Ferreri in Novembre. Accadde che proprio perché erano scritte con il cuore ci sono delle forze, vedi, il karma si fa sentire, tant'è vero che sulla scia di quella canzone che fu un successo straordinario, pensate che mi ha già accattata una casa che la canzone di Lavezzi, quindi grazie Lavezzi. Wow. No, lo dico perché cominciò a muoversi un lavoro incredibile, la richiesta era assurda e praticamente sulla scia delle mie canzoni del Napoli, se ricordate, tutti cominciarono a tantissime fare. poi. Tant'è vero che io mi fermai, non ne ho più Sì, fatto. sì. Dopo l'epoca di Quagliarella, perché poi feci anche la canzone a Fabio, che saluto perché siamo diventati grandi amici, stiamo spesso insieme. Con Lavezzi e Cavani ci fu anche una bellissima amicizia, con Eddie ci scriviamo ancora su Instagram. Bellissimo. Hanno tutti quanti un ottimo ricordo di me, siamo andati spesso a cena insieme anche con le famiglie. E la canzone di Reia, ti racconto questo episodio bellissimo. Io scrissi la canzone perché il mister fu esonerato e io sulle note di Laura Pausini scrissi questa piccola appendice. All'improvviso mi arriva una chiamata, mi fa: Luca, sono Reia. C'è chi è? Luca, sono io, sono Reia. Comunque il mister mi chiamò, si fece dare il mio numero e mi disse che avevo fatto commuovere lui e sua moglie nel momento in cui avevo scritto questa canzone. E 2 mesi dopo, a Sorrento, con una, diciamo, manifestazione che si chiama Golden Goal, non so se Come lo ricordate, lui era ospite, io ero ospite, e c'è un video che non riesco più a trovare ma da qualche parte c'è, dove io mi siedo al pianoforte, Reia arriva da dietro, il giorno prima ci eravamo abbracciati, presentati fisicamente, e disse: adesso me la devi cantare. E io al pianoforte gli dedico Reia. Bellissimo. E questa fu una cosa bellissima. No, nel mondo del calcio ho delle persone che mi vogliono tanto bene, c'è Pierpaolo Marino che mi adora, tutto il Napoli di quel tempo sono amici, il presidente mi conosce bene e mi stima molto. Diciamo, forse ultimamente non ci siamo più perché c'è stato un piccolo episodio, perché io sono andato 2 anni a Di Maro a titolo gratuito a fare dei concerti. Quando dissi che non potevo più andare a titolo gratuito, apriti cielo. no, stranamente non sono più stato ospite a Di Maro. Però sai che cosa? Di Maro rappresenta un momento meraviglioso per un tifoso del Napoli, ma si tiene in un momento di fervido lavoro per un cantante. Certo, allora io non potevo stare a Di Maro e perdere soldi, con tutto il rispetto per un Napoli che amo più di un'altra cosa. Però insomma
sono scelte che si fa. Bello. Ma conosciamo anche il nostro Il presidente che saluta, che ci segue sempre. Assolutamente, Buon Aurelio, che ci segue assolutamente, sempre. salutiamo. Non scherzi, tu pensi Ah, io no, ti no, sto no, scherzando? ci sono i video sul web che ce lo lo dice. so, Ce lo lo so, dice. lo so. Vorrei fare un piccolo esperimento. Dopo Vai, abbiamo Vincenzo, parlato di vai. musica, di imitazioni, un po' di tutto. Abbiamo creato questo piccolo giochino. Ah, ho paura. Ora devo prendere la chitarra, quindi inquadriamo Riccardo così non si vede che faccio danni. Te la prendo. Tanto nel caso cadessi. si sentirà un rumore Non tra si poco, sentirà, sordo di una non si caduta. sentirà. Vediamo, Questa è vediamo, la- riesco a fare. Come giusto detto che da- la- guarda come qua, detto guarda che qua, pelo. piano, Non è vero. Resta su di me. Meno male che l'ho pagata io la chitarra, se no mi licenziavo. Ce la possiamo fare. Allora, ce ce la- l'abbiamo- giuro che ce l'abbiamo L'abbiamo fatta. fatto quasi, perfetto. Ah, ma me la già piglia io la chitarra? sì, certamente. se no non no, la prende io mai. la voglio Se no- prendere. se no, Può- che esperimento può posso. essere? Eccoci qua. Che buca Si sente. Allora, ora metteremo un generatore random. Quella. Beh. Da un lato uscirà un genere e dall'altro una canzone. Ok. Ti avviso, potrebbe uscire anche una canzone che tu hai fatto in passato. Sì? E Quindi io devo riproporla, che ha già Facciamo fatto. un esperimento, facciamo tu come la faresti. Non è pilotato, è tutto Non è random, pilotato, è tutto No, random, anche perché non no, sapevo neanche di improvvisazione. dover suonare. Sì, queste sono le improvvisazioni di testa. Andiamo col generatore. Vai. Ora parte. Ok. Vediamo cosa esce. Jazz, un ragazzo e una ragazza. Ah, Ok. bello. Come potrebbe essere? Vediamo. Un ragazzo incontra una ragazza, na tazza, ma cosa succederà? Basta. Ma questa qua la dobbiamo incidere, è bellissima. Certamente. Io me la metto in loop questa. Ok, perfetto. E salutiamo questa- anche i The Colors, perché Salutiamo i The anche Colors, loro che ci ci seguono seguono, sempre. caro amico, ci seguono sapete- sempre anche loro. È vero. E questo era un ragazzo e una ragazza jazz. Andiamo col Adesso sto secondo gioco. Vai, generatore. Non mi allungo perché ne voglio fare No, più no, va possibile. benissimo, va benissimo. Vediamo Attenzione. cosa esce. Che suspense, mamma mia. C'ho paura. Cantautorato italiano la vita. Questa è bella. Venuto da lontano lui è sudamericano lui è napolitano lui è Lavezzi, ma che grande giocatore che Lavezzi. Non voglio essere volgare, ma Mattizza, quando mena quel pallone nella rezza, va che pazza per Lavezzi. Mamma mia, ragazzi, che guarda, i No, brividi, no, ho i voglio brividi, dire, no, ho i non brividi. sto scherzando, ragazzi, mi sono bagnati gli occhi. Ve lo si sono giuro, bagnati perché gli occhi. sembrava una canzone di Sanremo. Che non è donna e non può bagnare altro. Scusate, sono stato un po' pesante. Però è vero, però è vero. però è vero. Le piante Noi- intendeva, le perché piante, le non donne le il pollice piace, verde hanno il rispetto. pollice Esatto, verde. esatto. Siamo TV Andiamo verità, con il terzo generatore. Mi piace sto gioco, bene. Vediamo se ci riusciamo perché non è facile. Vediamo cosa succede. Abbiamo. Vediamo. Attenzione. Reggae o sole mio. Questa è bella, questa è Vediamo molto cosa bella. succede. Vediamo. Manna tu sole, più bello in me. Oh sole mio, sempre da te. Oh sole mio, sempre da te. Frontate. Yeah, 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 yeah. Madonna. Straordinario! È stato un bellissimo momento, soprattutto questa parte finale dove si sì. sentiva il dialetto, la Questo cadenza proprio giamaicana. grandissimo. Ma io senza offesa, ma Bellissimo, faccia, bellissimo. Purtroppo bello. abbiamo pagato solo 3 crediti dello Non vi generatore. preoccupate, quindi mi non ne invitate abbiamo. nuovamente. Assolutamente, Sì, se insomma. sapevamo che ti piaceva, pagavamo Ma una tu ce l'hai una cifra. canzone preferita? Una canzone preferita? Attenzione. Vediamo, sono tante, sono No, tante a me guarda. preferite. Di che genere? no, però, no, schiaffa, vai, una canzone che ti veloce, piace vai. assai, vecchia, nuova, cosa. Riccardo, tu c'hai qualcosa? Riccardo. Che butti a fare a me in Eh, mezzo? ma uno è dei difficile, due. no? Perché sono Prima davanti di- a una allora, persona che ne sa di io musica. ascolto molto il rap. Ok. Ascolto Ok. molto il rap, tra Mecna, Gamon, eccetera, eccetera, mi piacciono Ma proprio molto. il rap proprio un cazzuso. si sente. Esattamente, però se vogliamo andare in un qualcosa di un po' più vicino a noi, vogliamo fare un qualcosa di Joliet? Hai capito? Gelier. Allora, Geliere, per esempio.
in una versione inedita. Sì, dai. Io Geolier ti Ma potrei tra l'altro voglio fare una sentire. domanda, dove l'ha tirato fuori il plettro? Che io non gliel'ho passato, non Perché ce io l'aveva ce l'ho sempre in tasca. Ah, Diciamo un bellissimo. Geolier Cioè, quindi tu che hai dato- melodico, l'hai mai sentito? C'è l'erno melodico. Non l'esse pensata mai che all'inizio era sto cuore era già finito era sto cuore per noi Picciamo sta iniziando a chiamare si mette strani che si Dai, questa te la Hanno criticato Forse Geolier preferiscono per parlare l'originale, però va bene. Vabbè, ma era per unire No, questi due cioè, generi. l'hanno criticato perché cantava in napoletano. Immagina se fosse arrivato a Sanremo con Vinceva, questa cadenza, vinceva. vinceva. Sicuramente. Comunque è Se bellissimo. dovessi riandare a Sanremo, tu in questo Cosa momento porteresti? che tipo esatto, cosa porteresti? Ma ragazzi no, porterei una canzone. Allora, io amo tutti i generi, ma sono sempre stato convinto che non bisogna snaturarsi. La mia voce è adatta alla melodia. Probabilmente sceglierei un testo più impegnato perché comunque gli anni fanno esperienza. Non sarei propriamente un cantautore impegnato, ma una canzone un po' più tematicamente impegnata probabilmente lo farei. Forse non sociale, sempre sull'amore, però lo farei. Anche perché comunque in questi anni sapete, non so se sapete che ho scritto anche per tanti altri colleghi, Assolutamente amici sì. campani, Gigi Finizio anche. quindi e ho scritto anche per Tony Tammaro. Sì, non so Tony se- Tammaro. diciamo, ho scritto Super Santos, una delle canzoni più famose di Tony Tammaro Che ancora ricorda un po' oggi la va nostra un sacco. molto. E quindi sì, probabilmente mi avverrei di una canzone di voce, perché poi ottenimmo facciamo re, giustamente. impegnata, così. Infatti noi speriamo un giorno di vederti là e dire ragazzi Ah, poi buono facciamo i biglietti. finalmente, via. finalmente. Ma che tra l'altro è un produttore fortissimo. È un produttore Dimmi fortissimo. dove e tra dove l'altro- vuoi arrivare? Dimmi dove Vuoi arrivare che arrivare. ho saputo che è anche un po' impiccioso sull'arrangiamenti, i volumi, il Sono mixing. cagacazzi. Che dai, te questi qua? Ma io non Ma lui sono c'ha le sue buono. cose, c'ha le sue cose. No, io sono. Allora, io ho un grave problema, vi giuro che è un grave problema. A volte sembra che io sia presuntuoso quando parlo, ma io non riesco a fare cose malamente. Ah, Allora, se mi metto a perfezionismo. fare una cosa, a venire buona. Uno dei miei sogni quando ero un bambino era quello di aprire uno studio di registrazione. Quando ne ho avuto la possibilità, con non poche difficoltà, io ho fatto anche lo studio di registrazione che è annesso ai miei uffici e non ho più il tempo materiale di mettermi lì a imparare le macchine, i programmi. Fatto sta che quando però sono lì ad ascoltare quello che poi i tecnici che lavorano con me per me, ai quali cioè, che spesso delego per poter fare perché non ho tempo, Chiaro. io faccio troppe cose, ogni volta che poi vado e ascoltiamo sento sempre qualcosa che i miei tecnici dicono: come cazzo fatta alla sentista cosa? C'è una nota sbagliata, una nota fuori tempo millesimale. Io sono fatta così e non posso, ho sempre avuto anche se lo studio raramente viene utilizzato per produzioni esterne, però quando me lo si chiede lo faccio. Per me è regola che qualunque cosa esca dal mio studio ha da suonare buona, perché Chiaro. comunque io ci metto la faccia e quindi c'è sempre una massima attenzione. Posso ascoltare un brano 200 volte fino a quando non capisco perché non mi convince. Poi avendo la fortuna di conoscere la musica e sentirla sotto tutti i punti di vista, quello ritmico, quello armonico, quello melodico, arriva un momento dove comunque c'è sempre qualcosa che, anche nelle cose che poi sulle quali ho dato l'ok, che dico si poteva riaprire e fare meglio. Personalmente attualmente vi do un'anteprima proprio sul discorso Luca Sepe Serio. Mi sono cimentato in un paio di esperimenti che a breve vedrete e sentirete, perché ogni tanto è giusto poi Sperimentare. tornare Bello. all'origine. Ma fai tu arrangiamento? Sì, anche sì, Ah, bello, assolutamente, bello. sì. Bellissimo, non vedo l'ora che Qua in questo, no, scusami se ti interrompo, Sì. in questo caso no, che cosa ho fatto? Allora, è una regola che vale per tanti artisti: quando scrivi e arrangi per te stesso non sei mai contento, quindi preferisco affidarmi, pensa, io sono fatto così, ad altri. E quindi praticamente questo esperimento che uscirà
lo saluto perché è un fratello oltre che un grande produttore, l'abbiamo fatto insieme a Daniele Franzese che è anche produttore di Clementino, quindi abbiamo fatto una cosa, ed è un grande musicista tra le altre cose. Questa non è una gag. Questa non è una gag, e io Occupato, già penso di sapere chi è. È occupato. Sì. Penso già di sapere chi è. Vai, voi continuate a parlare. Io vado prima prima poi. Mi piace questa cosa, è bella, è bella. Sì, sì, è questa è- croccante, capito? Così deve essere. L'hai fatta. Che faccia Non so chi ha. sia, ma ce l'ha già ricevere. Non so chi tu sia. Il tuo ring si sentirà all'interno di questa puntata. Salutiamo Ciro Novellino. Ciao, Ciro. Novellino, che è il più amato dai nostri spettatori televisivi. Sì. È un novellino su certe cose. È un novellino. È un novellino, ma qua come potete vedere tutto live, tutto Tra in diretta. l'altro anche ti voglio questo dire è un'altra chicca, perché Vai. oggi stiamo facendo tutte le chicche su Che Luca chicca? Seve. sì. Lui ha prestato la voce cantata anche a Biagio Vizzo. Ah, è vero, me lo dicesti questo. C'era un film dove Biagio era per la prima volta protagonista, Piacere Michele Imperatore. un film che ghetta una chiave. Ma giusto tu dici che è vero, perché lo sapete, il film cazzava di nessuno, però la produzione all'inizio sembrava volessero fare cose, c'erano delle parti cantate dove Biagio appena mette la bocca a cantare non si microfono ci diceva nei Packer, e quindi mi chiesero se volessi io fare le parti cantate e l'ho fatto, perché con Biagio c'è un grande rapporto. Poi tra l'altro imitando la voce di Biagio oppure... No, in realtà Normale. no, la canzone era una canzone virale dell'epoca che si chiamava Storie Fum e l'autore e il regista del film era poi autore di questa canzone e io adattai la canzone, ma non c'era assolutamente attinenza con la voce di Biagio. Tanto tu in questo momento poi tra l'altro hai una crew fantastica con la quale insomma io mi diverto tantissimo a vedere sui social tutto quello. Io non ti Quindi chiedo alcuni- come nascono queste idee, perché alcune cose sono paradossali. Ovviamente salutiamo Raffaello Pazza, Mary Esposito, che siete, se ci mettiamo a sono elencarli infiniti. tutti qui, penso Emanuele che Pingu, Emanuele Pingu, Armando Sparadais. come sta Armando? Come Sta meglio. Eh. Guarda, è probabile che se adesso prendiamo il mio telefono troviamo qualche sua chiamata, perché Dillo. chiama 500 volte al giorno. Chiamate senza risposta, quindi. Se volete fare lo scoop, dopo ci proviamo, perché lui Sì. chiama 508, però quando lo chiamo io non rispondo. Ah, perché non è- perfetto. Però Secondo dopo me in proviamo. diretta Sì. proviamo un Possiamo attimo. provare pure ora. Ma quando volete, Dopo quando volete. Se mi Ma passi proviamo il in diretta, telefono, proviamo in io diretta, ormai faccio faccio tutto tu qua. stai là, guarda, Vediamo si cosa vede. succede, vediamo no, cosa perché succede. innanzitutto vediamo se c'è la chiamata di Armando, perché è possibile. No, allora non c'è, però Se no si mette lì a proviamo. chiamare Armando Sì. tante volte e poi posa il telefono. No, ma chiama davvero, guardate come ce l'ho memorizzato. È molto È bello. molto bello. molto bello. È probabile che o non prenda, perché quando è in casa e riposa non gli prende il telefono, oppure non risponde. Mezzogiorno meno 20. Pronti a tutto, Sì, se però posso andiamo a rispondere. Ci sono. Attenzione. Ragazzi, ve l'ho detto, visto? L'ho detto. Poi magari dopo, vedendo che ho chiamato, Ti richiama. lui richiama e... Vabbè, poi in post produzione magari la Sì, la aggiungiamo in post-produzione. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, Va bene, come- Teniamo il telefono vicino, Sì, ce così l'ho se qua, squilla, ce l'ho qua, se ce l'ho qua. squilla c'è Vi così. dicevo della crew, Sì. ovviamente sì, la crew è in realtà nasce per divertimento e per quando c'è stato questo cambiamento, soprattutto durante l'immediato post pandemico della comunicazione, perché prima i social non erano di tutti, Certo. adesso lo sono, ma pure mammate in Instagram e TikTok. E che guai che fanno, quanto tra è l'altro vero, pure mia mamma, mio quanto è padre, vero. mamma mia. Però al di là dei nostri padri e delle nostre madri non sono tanto gli utenti, ma sono i fruitori del mezzo in maniera diretta, che hanno in qualche modo creato una nuova tipologia di comunicazione dalla quale non dico mi distacco, ma cerchiamo di viaggiare su una linea mediana che va tra la vecchia e la nuova, cercando di proporre comunque dei contenuti e non le nostre vite private, che essendo probabilmente colorite come quelle di tanti altri creator già fanno hype, perché la divergenza tra le classi sociali che la nostra città porta da sempre in auge e in comunicazione, essendo alla mercé di tutti i giorni, crea interesse, perché gente vicino un po' credere a quello che sto venendo, il cosiddetto effetto Gigione del quale Sì, abbiamo parlato sì. un po' prima, che è diventato però alla portata di tutti, è gratuito, è immediato perché si va attraverso il telefono, e invece la crew vuole essere in qualche modo un gruppo di content creator, di persone che propongono se non altro qualcosa, oltre anche ad essere degli influencers,
ne generano ovviamente un interesse mediatico e quindi relazionato all'economia, ed io ne ho fatto un piacevole business, cercando sempre di mantenere un principio importante, che è quello del divertirmi Nella leggerezza. facendo, ovviamente, Bellissimo. business. E ormai quanti ne siete? Cioè, se sai di un Siamo numero... quasi 20, però c'è un'intercambiabilità, anche perché poi all'improvviso qualcuno arriva, qualcuno decide di fare altro nella vita, qualcuno... Questo è triste, questa è una piccola parentesi seria che voglio aprire. Questo tipo di comunicazione ha aumentato, e questo lo voglio dire, fate attenzione all'influenza che i social possono avere sulle vostre vite, perché l'insuccesso, soprattutto postumo a un successo, Sì. diventa motivo di frustrazione, motivo di depressione, motivo per il quale alla fine la nostra vita, senza che ce ne accorgiamo, comincia a dipendere dai social, non perché li guardiamo, ma perché non abbiamo i risultati che ci aspettiamo, perché ci hanno regalato quel quarto d'ora di successo, che dobbiamo essere preparati al fatto che possa essere tale. Io ho fatto dei video che mi contano milioni di visualizzazioni, a volte capita che ne faccio alcuni che non arrivano alle 5.000, alle 10.000, non per questo io insomma mi abbatto, perché io non ho mai permesso a nulla e a nessuno di intervenire nella mia vita. Certo, ma piglie colore se già verifica che fa numero è qualcosa di becero, però è questo. Per becero intendiamo trash. Io sono stato il creatore della economia della signora Rita De Crescenzo, alla quale mando un bacio perché le voglio molto bene. Cioè? Rita De Crescenzo, io sono stato il primo a veicolarla dal punto di vista commerciale. Rita faceva dei video, la sua simpatia, la sua verve, il suo carattere, quello che tutti sappiamo essere, non faceva altro che fare numero come lo fa adesso, perché coglieva l'interesse per un motivo o per un altro delle persone. Ma Rita non aveva mai economizzato. Io, avendo già un'agenzia, le dissi: perché ti andrebbe di guadagnare qualcosa, così quando la signora a fianco ti porta insomma un buccione di vina, tu o posto ci fai una storia gratis, ti pigli una cosa di soldi. E per un anno quasi abbiamo lavorato insieme, ho guadagnato dei bei soldi e soprattutto li ho fatti guadagnare a lei. L'ingestibilità purtroppo data da una serie di troppe diversità caratteriali e contesti culturali, siamo rimasti in ottimi rapporti, ma abbiamo dovuto tagliare. E Rita attualmente è una delle personalità social più forti che abbiamo. Che ne vogliamo dire, possiamo criticare quello che vogliamo, io mi ero solo preoccupato di farne business, e Rita attualmente guadagna probabilmente molto di più di tanti altri che magari propongono dei contenuti studiati, lavorati. Non ne ha bisogno, ha la fortuna che il suo essere, unito all'apparire essendo se stessa, a volte accentuando, perché poi non è stupida, ha creato questo interesse che genera un'economia, un interesse, una richiesta. Poi è normale che, torniamo sempre là, quello che fa grandi queste persone è la consapevolezza che noi tutti dobbiamo avere, anche voi che fate un programma comunque di cultura, che l'80% di Napoli e del mondo è popolino, e la popolina ha sempre portato soldi. Sì, Questo è vero. sì. Questa è una grande verità. Paradossalmente Proprio- sui social proprio paradossalmente. va molto di più la cosa grezza che quella studiata, quella scritta bene. Torniamo all'effetto Gigioni, perché la cosa grezza viene guardata da tutti i tipi di pubblico. Quello che la guarda per criticarla, ma la guarda. Però arriva a tutti. Quello che invece la guarda perché lo diverte, è quello che la guarda perché si immedesima nel suo mood. Quindi fondamentalmente è sempre stato così. Sì. Io non potrei, pur volendo, perché noi non siamo fatti in questo modo, cioè, ma non lo dico per discriminare, ribadisco, io ho a che fare in agenzia, ho alcuni che non arrivano a determinati ragionamenti o cose, ma sono ai limiti della gestibilità, perché ovviamente il personaggio è pulito, è fatto in un certo modo. È una scelta che poi bisogna fare, capite? Bellissimo. Questo podcast lo ascolterò diverse volte, sia per la musica sia per i contenuti che ne sono usciti. Lo metto, ogni volta che vengo al lavoro lo metto in radio. Sì, così ti metti le cuffie e parli meno. Le cuffie in auto, le cuffie in auto. Vincenzo è uno che parla tanto. Ma va bene. Cioè, parla veramente. Passiamo al veramente nostro secondo giochino. Passiamo al secondo. Sì, c'è il secondo giochino, ma è l'uomo dei giochi lui. È l'uomo dei giochi. Sì, mi piace. Io creo i giochi. Vai. Allora, questo è un gioco più semplice rispetto a quello di prima. Sì. Si chiama sopravvalutato sottovalutato. Molto semplice. Su personaggi
principalmente nell'ambito Come musicale. Ma, esatto, Attenzione, c'è un ma. noi siamo sempre preventivi E quindi? la gente da casa non vedrà saprà di chi stiamo stai parlando. parlando. No. Sei libero di dire Sei ciò libero che di vuoi. dire ciò E se che io volessi vuoi. dire di chi stiamo parlando, Lo puoi Lo fare puoi fare, però è tranquillamente. una tua scelta, noi non vogliamo responsabilità. Esattamente. Poi se qualcuno Firmiamo una caccia- bella liberatoria e quindi se qualcuno da questo caccia qui- soldi, poi diciamo, partiamo da lui che è un po' più lui, il suo sui questa generis. personalità non ho problemi a dire di chi parliamo, lo dico subito, Ok. è Morgan. È geniale dal punto di vista musicale, ha una cultura straordinaria, è instabile dal punto di vista mentale. Cioè fondamentalmente non si può parlare o darvi una risposta concreta perché le persone che non sono integre non possono essere né sopravvalutate né sottovalutate. Io personalmente lo stimo molto come musicista, e in alcune cose, in alcuni ragionamenti che fa, in altri lo reputo totalmente fuori di testa e non concordo né con il suo modo di fare né con il suo appeal, e soprattutto ha una cosa secondo me portata da questa insanità, e cioè la maleducazione, che è una cosa che io non tollero in nessun personaggio. Quindi non saprei dirti se sopravvalutato o sottovalutato, ti dico solo che però perché sta sempre a mezzo, perché la televisione questo vuole, chi fa parlare di sé. è Capito? giusto, quindi ha capito il meccanismo. Purtroppo per Pier Silvio Berlusconi, che non ha capito, e Pier Silvio sta rivoluzionando Mediaset, che se è fatta così non starà più al passo con i tempi, perché Pier Silvio ha fatto delle scelte a mio avviso di comunicazione sbagliate, eticamente Etiche. più che giuste, ma di Però comunicazione ha rotto con il passato sta cagando. totalmente. Scusate, Sì. l'ho detto. Prego. Allora, uno dei più grandi imprenditori che abbia mai conosciuto. Non dovreste saperlo, ma sto parlando di Gigi D'Alessio. Molti lo Sta hanno rivelando criticato tutti, bene. musicalmente, ma voi sapete che secondo me il più bel Gigi D'Alessio è quello delle canzoni napoletane, quello di Annarella, quello del Connubio Vecchio con D'Agostino, suo coautore. Le melodie di Gigi sono sempre state forti, non avrebbe potuto vincere col Popolino, e quando sono arrivate al Popolino nazionale Gigi ha vinto col nazionale. Quindi lui è un grande imprenditore, un uomo furbo, per quanto non sia di cultura straordinaria, ma lo è di intelligenza. Gigi è per me il più grande imprenditore napoletano della musica che abbiamo avuto nell'ultimo trentennio, e ha tutta la mia stima, e non lo dico perché ci vogliamo anche bene, ma semplicemente perché le sue canzoni attuali non diciamo incontrano i miei gusti. Le sue vecchie napoletane, riascoltate col senno di poi e di oggi, all'epoca forse anche io non mi sarei riuscito, ti dico che alcuni rasentano il capolavoro del neoclassicismo della canzone napoletana. Mo, che stai? Ci sta, mi piace come risposta. Sottovalutato per quanto sia all'apice del suo successo. Emanuele Gioelier, lo dico. No, Che tanto sono tutti ma vi rovino il positivi, gioco, ma mi rovino il aspettiamo- gioco. No, assolutamente. No, se volete Noi no, lo facciamo- no, abbiamo anche fatto- meglio, È una proprio. cosa per Ok. te che abbiamo fatto, non... Un ragazzo umile, Sì. ma non struzzo, che Emanuele te ne due palla così. Cioè è un grande imprenditore, un grande cantante, un grande autore, scrive delle cose in una maniera sopraffina. Io non sono un amante in particolare del genere che tu ami, ma è anche vero che per una questione di età è normale. Io non posso amare l'hip hop come lo amate voi. Un Certamente. tempo io ho un pezzo del mio cabaret dove non dico che mi mancano Albano e Romina perché mi facevano una Waller tanto, ma almeno avevamo Ramazzotti, avevamo Antonacci, dei cantanti che facevano una cosa che i cantanti dovrebbero fare, andavano. Qui accendi la radio, senti ovviamente questi ragazzi che parlottano, poi c'è la contaminazione. Lui è stato giusto e lungimirante, avendo una grande posizione stanno creando questi duetti e queste cose vanno prese, ma Emanuele ha tutta la mia stima sotto tutti i punti di vista, perché non ha nulla di finto, è un grande artista, è un grande autore, è un grande imprenditore, e quindi che cosa dire Giolier? Dico sottovalutato perché non è che lo sia, perché in questo momento vive un ottimo momento, dico semplicemente che è un ragazzo che merita ancora di più di quello che sta avendo. Mi piace. Perfetto. Ecco, Lui... allora, un altro grande imprenditore, Fedez, musicalmente parlando è uno che è riuscito a comprare tutto quello che si poteva comprare per costruire un ottimo successo. Essendo stato un grande imprenditore, potendo muovere del denaro, perché che ne vogliamo, il denaro unito a una cultura, un'intelligenza, una caparbietà che non gli sono mai mancati, crea il personaggio. Un bel ragazzo non manca, non deve mancare, perché parliamoci chiaramente, mediaticamente se sei bello è meglio che se sei brutto. Ha fatto delle scelte imprenditoriali e private importanti, e anche quelle private sono diventate imprenditoriali.
non accerto, non è uno dei personaggi che amo particolarmente, però sia Maricero che è uno scemo, no, che è un grande. Musicalmente? No, non mi piace. Okay. Ci sono un paio di sue canzoni che non mi dispiacciono, però in generale non merita di stare nella Hall of Fame. Ok. Vabbè. Questa era una referenza. Fausto è una delle persone, Fausto Leali è una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto. È un buono, è un bravo, è un grande. È stato uno dei pochi, uno dei due che è riuscito a farmi commuovere mentre cantava. L'altro è Mario Merola. Io sono stato produttore di Mario Merola, non so se lo sapete. Ho prodotto un disco, una contaminazione con un cantante irlandese, si chiama Get Another Room, ed è stata sigla delle Iene nel 2007. E vedi, ti mancava qualcosa. Questo mi manca. E io sono amico della famiglia Torna Merola. a studiare. E Merola, io frequentavo la Casa Merola, che era un teatro meraviglioso sotto tutti i punti di vista. Spuntavano persone da tutte le stanze, bambini, cose, non sapevo che succedeva. E Mario, dico una cosa che mi dispiace dire: come ho pianto quando è morto Mario, non ho pianto quando è morta mia nonna. E Fausto è un'altra di quelle persone più discreto, più sistemato, bresciano, quindi comunque il nordicismo si faceva sentire, ma una persona dolce, buona e un grande artista. Sottovalutato, direi, in questo momento, perché Fausto è uno di quelli che meritavano quello che molti artisti stanno avendo, ma solo perché vengono parzialmente ridicolizzati. Parlo per esempio della Orietta Berti, Sì. è rivalutata, ma non perché è una brava cantante, Sì. perché è un bravo personaggio. Beh, questo personaggio, Giorgia, non ho problemi a dirlo anche con lei, non è, secondo me lei ha vissuto il suo buono, il momento della sua musica è straordinaria, è una che porta avanti la sua idea musicale, a volte sbagliando. Però non si è mai, fateci caso, Giorgia è sempre Giorgia, non si è mai sforzata di fare delle cose diverse, e quella volta che lo ha fatto grazie a un altro mito della mia vita, che è Pino Daniele, che è stato suo produttore per Mangio troppa cioccolata, bellissimo, uno dei suoi dischi più belli, ed andò anche fortissimo, perché la bravura di Pino fu quella di unire una grande voce a una grande produzione. Per me resta la voce femminile più bella d'Italia, Giorgia. Bravo, infatti quest'altra che mi fai vedere invece non nutro particolare grande stima, ho avuto modo di conoscerla, sono stato a casa sua perché durante il 98 fui invitato dalla Disney a cantare, poi non andò in porto, la colonna sonora di Mulan, che è quella del ragazzo. alla fine poi la cantò il fu Alex Baroni, però insomma fu individuato come voce, fu una bella esperienza, e si registrava a casa di Laura, che aveva da poco fatto questa villa a Faenza meravigliosa, credo che ce l'abbia ancora. Nulla da eccepire, una voce straordinaria, non comunicativa come quella di Giorgia probabilmente, più pop, una scelta imprenditorialmente furba e straordinaria, a canzoncina, molto vicino ad Alessio, che ha funzionato e che è andata bene anche all'estero. Personalmente forse quando ascolto musica probabilmente non ascolterei la Pausini. Ok. Io non so quante ne hai selezionate tu, Vincenzo, però. Mi sto allungando probabilmente. No, non so quante ne hai. No, non perché so poi qua. se non lo fermi un pochino rischia di come mettertene me. 50, quindi. Sono io. Angelina Mango, perché dite di no? Io ho avuto la fortuna di cantare con il suo grande papà, che partecipò a Sanremo nel 98 insieme a me. Che bello! Io vado sempre a mentre voi il cartello, perché noi guarda abbiamo l'Onir lì, ce l'abbiamo dentro e non ce l'abbiamo fuori. Ma da mettere fuori, insomma, con questi non ancora. È sempre lo stesso. Ma che è secondo sempre Tras? lo stesso. Guarda, Ma si è Tras? portato l'amicizia. se non si è portato altro tutta ha la- una bella presenza con sé, quindi possiamo insomma accoglierlo con piacere. Ma che Ciro, insomma, la telecamera lo chiama sempre, quindi se sa che siamo in onda Guardi in questo nessuno, guardi momento. nessuno. Ma per me possono anche spegni venire la luce, siamo in Spegni la diretta. luce, siamo in diretta. Vedi, un po' di negligenza. vabbè, sì, dove vuole passare? Siamo Giuro che si c'era 3 minuti a fornù. come no. Angelina Mango. Dicevo, ho conosciuto il suo grande papà, ha ereditato tantissimo del padre, è una ragazza, non ho ancora avuto modo di capirla caratterialmente, però mi ispira innanzitutto una grande tenerezza. E mi pare una mucella, no? Che però dal punto di vista
del canto ineccepibile, bravissima, brava, tecnicamente molto brava. Poi quindi sopravvalutata o sottovalutata? Come secondo me in questo momento è equamente valutata. Hai condiviso la vittoria di Sanremo? Non per la canzone, mi fa piacere che abbia vinto lei, però la canzone non era una canzone da qual era secondo te? Non ce n'erano. No. Ok. Neanche quella di Geolier, perché anzi secondo me Geolier ha fatto una cosa straordinaria ad arrivare secondo. Sì. Però secondo o terzo, mi ricordo. Secondo Geolier. Però no, non c'era quest'anno a Sanremo una canzone. E per la serata cover invece, che è stata un po' più La serata cover, che invece ha vinto Geolier, meritatissima sarebbe stata la vittoria sì. di Angelina, che mi ha fatto venire il freddo addosso. Sì, quello E stretto. andiamo con l'ultima. Questo non so se lo puoi dire, perché magari vede il video e lo dovreste dire voi. A me piace sentire la gente che mi dice che io sono sottovalutato. Sapete che cosa? Io sono un artista. Un giorno mi sveglio bene, un giorno mi sveglio male, un giorno mi sento soddisfatto di tutto quello che ho e il giorno dopo sono pienamente insoddisfatto di tutto quello che ho e sono pronto a buttare tutto a terra per fare altro. Però di base credo che questo sia quello che mi mantiene vivo, e cioè il non essere mai convinto, non essere mai arrivato, l'avere sempre nuovi stimoli. E diciamo, io credo, forse come cantante sì, sono stato sottovalutato ed è stato l'input per fare le tante altre cose che ho fatto. Non è stata una sottovalutazione del pubblico, è stata una cattiva gestione da parte di chi a monte ha dovuto gestire un ragazzino di 21 anni che si è trovato sul palco di Sanremo. Quindi non è tanto una sottovalutazione del pubblico, perché il pubblico c'era tutto quanto. Il problema è che ho avuto la forza, rispetto a tanti altri colleghi, a 21 anni, di dire ok, a giostra si sta formando, facciamo altro visto che lo sappiamo fare, e abbiamo continuato. Nel mio piccolo penso di poter dire che tutto sommato ho una vita dignitosa, bellissima come vi dicevo prima dal punto di vista privato, ho una bella famiglia, si vede da come ne non parli, mi manca niente, posso sicuramente farmi passare qualche sfizio, quindi io penso che la felicità sta sempre nel mezzo. E parlavamo prima anche di questa questione, sai, che è un dato statistico, che le persone troppo famose, fateci caso, nella vita privata hanno sempre problemi grandi. Sì. Io penso di avere i problemi che possono avere tutti quanti, gestibili, e quindi io mi reputo una persona felice e un artista tutto sommato. Quando scendo e vedo, ecco, per esempio il portiere del vostro parco si vuole fare una fotografia con me, confermo, stava giù aspettando, vuol dire che probabilmente le cose vanno bellissimo. Prima Armando, di chiudere, visto che non siamo ci ha chiamato Armando, ma ci chiamerà, ma tanto è tutto post produzione, voi parlate, non ti preoccupare. voi No, io parlate, proviamo. Siamo ormai in chiusura. Sì. Proprio l'ultima, ti avevo promesso proprio un minimo sul calcio. Sì, vai, parliamo. Me lo mandi un messaggio De Laurentiis in vista della prossima stagione, che questa la bypassiamo. Allora, siamo rimasti allo scudetto l'anno scorso, questa la bypassiamo. Presidente, tu lo sai, grande stima. Oggi abbiamo detto la parola imprenditore in questa intervista almeno 1 miliardo di volte. E tu sei il più grande, sei quello più furbo, sei quello anche a volte più bonariamente cinico e che denota il proprio successo nella freddezza delle proprie scelte. Il tuo grande difetto lo conosci, o meglio forse tutti lo conoscono tranne che te, o non lo ammetti, e cioè la presunzione di poter fare tutto. A volte bisogna delegare, cioè anche io per esempio, da quando non riesco più a stare a letto con mia moglie, mando un altro, quindi scherzate, cioè non dica assai, preoccupati di fare un mestiere tu che lo fai troppo bene, però comincia a prendere anche persone che possono aiutare la tua causa. Il problema è che, come tutte le persone di successo, tu non ti fidi manco dell'ombratoio, invece ogni tanto dovresti allascare un poco, perché che tu mi fai venire un conto e ci metti in manetta, a parte che chi non si fa mettere, se avesse venire, io che è difficile, gli dico lascia far fare l'allenatore all'allenatore, lascia far fare il direttore sportivo al direttore sportivo, fa un presidente, perché ricordati da tanto, tu sei sempre un presidente. Ma come diceva nel vecchio film, un buon padre non si mette contro nessuno dei suoi figli, hai capito? Questa è una cosa importante.
Ciao. Signore e signori, Bellissimo. Luca Luca Seppe, Seppe. grazie Luca, grazie mia, abbiamo pure il Abbiamo pubblico, anche hai il visto? pubblico. Adesso abbiamo Tutto il in pubblico. piedi, tra l'altro. Sì. È fantastico, infatti io guarda verrò spesso in questo palazzo per poter bussare mentre voi fate le interviste. Bellissimo, bellissimo. Top prank. Hai visto? Prank finisce malissimo. Facciamo così, metteremo il titolo di YouTube. E grazie Riccardo anche Ormai a fai te. tutto tu. Ma sì, vabbè, perché io ormai in base fai- all'inquadratura, guarda, c'è anche la mia mano che io. appare. No, io ti lascio i così. saluti finali, vai, io non dico più nulla. No, vai. ringrazio Luca, ringrazio Riccardo, ringrazio Emanuele dalla regia, ringrazio il nostro pubblico che ha disturbato non poco e noi ci vediamo alla prossima puntata degli occasionali. Mamma Questa mia. puntata è stata magnifica, l'ascolterò 10.000 volte. Io vi amo, sono stato benissimo, mi dispiace che sia finita perché a me piace parlare, si è visto insomma, però Vabbè, ci magari sarà occasione. occasionalmente Tra l'altro, la tornerò. prossima volta, sai cosa faremo? Chiameremo tutta la tua rubrica. Per me sarà un onore e piacere. Purtroppo Armando non ci ha risposto, ma ti garantisco Sarà che dei per me. numeri interessanti ci sono. E ci usciranno. Perfetto. Grazie ancora a Luca Sepe, gli Ciao. occasionali torna la settimana prossima. Grazie a voi.